Gente ci sta. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda di stamattina è: può una nazione importante, una nazione così decisiva da un punto di vista storico, culturale, filosofico, simbolico per l'Europa intesa come civiltà, ovviamente ben prima che come eurocrazia, le cui sorti ci interessano zero, anzi speriamo siano negative da qui in avanti. Ma una nazione così decisiva per lo spirito, la cultura europea, essere ridotta a questa agonia continua, essere trascinata in una sorta di crepuscolo infinito che si trascina, di calvario che si trascina di tappa in tappa senza vedere la luce. Eh sì, perché questa è la Francia sotto Monsieur Emmanuel Macron, un paese ridotto a un'agonia continua. Come sapete, stasera, al netto di sorpresissime sarebbero, non sorprese, il primo ministro François Bayrou dovrebbe incassare la sfiducia dell'Assemblea nazionale e quindi andare incontro all'esaurimento della propria esperienza di governo. Sarebbe il quarto nel giro di un anno, dopo Elisabeth Borne, Gabriel Attal e Michel Barnier. Questi primi ministri concepiti, diciamo, in vitro da Monsieur Macron, in genere pescando dalla tradizione tecnocratica francese, appesi a maggioranze raccogliticce e a appunto giochi di laboratorio esclusivamente parlamentari che non hanno più uno specchio nel paese, che non sono più nella sostanza figli di una rappresentanza adeguata di quello che succede nel paese. Quello che succede nel paese è che il Rassemblement National da tempo è il primo partito, ottiene il gradimento perlomeno di un terzo dei francesi e ultimo sondaggio il 64% dei francesi ritiene, di fronte a questo impasse istituzionale che ormai sta diventando veramente un impasse che coinvolge l'anima, non solo le istituzioni della Francia, il 64% dei francesi ritiene che siano necessarie elezioni presidenziali anticipate, cioè che l'esperienza di Macron sia finita e che se continua appunto in questo pantano permanente. Bayrou non ha trovato di meglio che attaccare i partiti alla vigilia del voto di fiducia sul suo governo, dicendo che le forze politiche sono in aperta guerra civile tra loro. Diciamo che capita quando non c'è una maggioranza che abbia un Ubicon System ideale, programmatico, e soprattutto è la democrazia bellezza, diremmo Bayrou, se non hai il consenso nemmeno di quei partiti che dovevano sostenere l'operazione di laboratorio, e insomma si chiama democrazia. Marine Le Pen ovviamente ha cannoneggiato, rifiutando quello che ha definito pietoso ricatto di Bayrou e poi facendo cronaca, cioè ricordando che la Francia è il malato d'Europa per via di un pantano economico causato da Emmanuel Macron. Non è stato solo un virgolettato a un comizio del Rassemblement e quindi con una componente anche legittimamente propagandistica. È la diagnosi recente del Wall Street Journal, che ha definito la Francia il grande malato d'Europa, facendo un'analisi comparativa impietosa con l'Italia, fotografando come l'Italia oggi sia più credibile sui mercati e, come ha appena detto il ministro Giorgetti, non abbia bisogno di manovre correttive, nuovi sacrifici, mentre la Francia sia sempre meno credibile, i suoi titoli di Stato valgono sempre meno, la situazione economica è sempre più devastante. Tra l'altro l'unica idea che si aggira nella pseudo maggioranza che dovrebbe ancora sostenere il governo è quella di mettere una nuova patrimoniale, per dire quanto sono impantanati in una crisi anzitutto culturale i partiti tradizionali francesi. È la fotografia che hanno fatto anche i giornali francesi, non solo Le Figaro recentemente, stroncando l'esperienza Macron, ma anche Le Monde, molto più vicino a Macron, ha fatto cronaca e quindi ha preso atto di un declino economico, di un declino istituzionale palese in terra francese.
Allora, vedete, noi non è che ci compiacciamo di questo, qui che critichiamo spessissimo Emmanuel Macron perché rappresenta proprio l'Europa che non vogliamo, vedasi anche il fallimento del tentativo di porsi come inverosimile Bonaparte alla testa del club dei volonterosi prescindendo dall'America, tentativo che è già fallito nei fatti, visto che non ha avuto il sostegno a mandare truppe sul terreno in Ucraina nemmeno da parte della Polonia, cioè la nazione che soffre più gli artigli dell'orso russo, e nemmeno da parte dell'ormai ex storico alleato tedesco, per cui Macron è riuscito nel capolavoro anche di disintegrare l'asse franco-tedesco con questa velleità bonapartista inverosimile. Ebbene, di fronte a tutto questo, a noi serve una Francia che rinasce, all'Europa serve una Francia che rinasce, all'Occidente serve una Francia che rinasce. La precondizione perché questo accada, al di là di come vada stasera, è che finalmente Monsieur Macron si rechi a casa sua. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.